Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli del pomeriggio: sono stati trasferiti ieri sera dal carcere Pagliarelli di Palermo i 6 giovani arrestati per lo stupro avvenuto lo scorso luglio ai danni di una 19enne e attualmente si trovano in vari istituti penitenziari siciliani. Il Partito Democratico si è scagliato contro il presidente della regione Renato Schifani in quanto non avrebbe fatto, a loro dire, nulla per evitare il taglio di quasi 1,5 miliardi di fondi del PNRR destinati alla Sicilia. Un incidente mortale si è verificato a Scordia nel Catanese lungo la strada provinciale 28, a perdere la vita un uomo di 37 anni. La vittima era alla guida di una moto che si sarebbe scontrata con un altro mezzo. L'INPS ha diffuso i dati relativi ai percettori del reddito di cittadinanza che hanno perso il diritto al sussidio, con 8.900 persone. La Sicilia è la regione con più interruzioni in Italia. Chiudiamo con il meteo. Da domani il tempo in Sicilia tornerà stabile dopo qualche giorno di rovesci e temporali sparsi sull'isola, previsto un rialzo delle temperature che sfioreranno i 40 gradi nelle zone interne. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.